Bentrovati. Sull'aggressione subita da Salvini durante la sua visita al campo nomadi di Bologna è stato scritto e detto di tutto e di più. Tutte le forze politiche hanno espresso la loro solidarietà al segretario leghista oggetto dell'aggressione. Comportamenti come quelli tenuti da questi facinorosi non possono essere scusati. Detto questo, per evitare fraintendimenti, io penso che Salvini abbia ottenuto esattamente ciò che voleva: le prime pagine sui media, la parte della vittima e qualche voto in più. Infatti, già alcuni giorni prima, una delegazione leghista guidata dalla consigliere comunale Lucia Borgonzoni aveva fatto visita a questo campo ed era stata presa a schiaffi e spintoni da alcuni nomadi perché la sua presenza era percepita come una provocazione. Per cui la visita del segretario della Lega Nord impegnato in Emilia-Romagna in un tour elettorale in vista delle prossime elezioni regionali era prevedibile venisse presa come una nuova provocazione e quindi potesse concludersi con un finale violento. Eppure Salvini non ha comunicato alla Questura di Milano che lo ha sotto tutela quando sarebbe arrivato a Bologna e da dove. L'impressione generale è che Salvini intenzionalmente non abbia avvertito la Digos dei suoi spostamenti bolognesi. Evidentemente aveva messo in preventivo ciò che poi è regolarmente accaduto, per farsi passare per un martire. In un momento storico in cui le tensioni sociali sono alle stelle, vedi anche le manifestazioni di questi giorni nel quartiere di Tor Speranza a Roma contro gli immigrati ospiti del CIE, Salvini è diventato il portabandiera di quella parte di popolazione incazzata e ipnotizzata dagli slogan leghisti contro l'immigrazione e contro altre minoranze come gli zingari. Calderoli, che non ci fa mancare nulla, ha preso la palla al balzo ed è subito tuonato: se non li fermeranno le forze dell'ordine non porgeremo l'altra guancia, ma verrà la legge del taglione. Occhio per occhio, dente per dente. Sono tempi in cui le parole come queste possono diventare pericolose e sarebbe salutare che chi occupa importanti ruoli istituzionali non usasse questi linguaggi incendiari. Ma sicuramente questo non è nelle corde della Lega Nord. Ad esempio, il sindaco leghista di Padova, il solito Bitonci, recentemente non ha ricevuto il console del Marocco usando queste motivazioni: non ho alcuna intenzione di riceverlo, parleremo quando nei paesi islamici i cristiani non saranno perseguitati. Mi pare che anche in questo caso si sia stata superata abbondantemente una normale, civile dialettica politica dettata dal buonsenso. Oppure quando in un dibattito su unioni gay e fine vita un consigliere comunale della Lega di Verona, tale Alberto Zelger, nel suo intervento è riuscito ad affermare: le donne hanno un cervello diverso da quello degli uomini, basta leggere gli studi scientifici e guardare come parcheggiano le auto. Io spero di avere un cervello come quello di una donna e non uno simile a quello di questo Zelger, anche se rischio di non saper parcheggiare l'auto. E ora un ultimo fatto che vede protagonista sempre la Lega Nord. Vi ricordate le scope verdi di Maroni appena eletto segretario, che esibiva tuonando che avrebbe fatto pulizia nella Lega dopo le accuse a Bossi e famiglia e l'ex tesoriere Belsito di aver sperperato denaro del partito per fare i propri comodi? Ebbene, ora sono iniziati i processi. La Lega di Salvini, che ha sostituito Maroni e segretario, cambia verso. Infatti, nell'udienza preliminare tenuta la scorsa settimana a carico tra gli altri dell'ex tesoriere della Lega Belsito, Salvini ha ritirato l'atto di costituzione di parte civile del partito, richiesta a suo tempo da Maroni, motivando la sua scelta per tutta una serie di ragioni di natura politica. Una scelta davvero incomprensibile che fa pensare male anche per le ristrettezze economiche in cui versa la Lega Nord, costretta a chiudere la Padania per mancanza di fondi. Forse, come scrive il Fatto Quotidiano, Salvini si è ricordato di una dichiarazione dell'ex tesoriere Belsito messa a verbale dai magistrati su un fatto di cui probabilmente non vorrebbe si andasse troppo a fondo. Probabilmente, dico, Ricordo che Bonini, in quota Lega della SEA, alla SEA diede in contanti 20.000 euro a Salvini e Salvini, per sanare i suoi obblighi verso la Lega, intendeva girare al partito tale somma, cosa che non mi risulta sia avvenuta. Queste sono le parole registrate nel verbale di Belsito. Salvini bollò queste accuse come fango. Forse sarà fango, ma se qualcuno, quando facevo politica attiva, mi avesse accusato di avere ricevuto 20.000 euro in contanti da qualcuno in modo poco chiaro, lo avrei immediatamente denunciato alla magistratura.
Così si agisce, così agisce il politico serio che non ha nulla da nascondere. Ci vediamo giovedì prossimo. Qualcuno, in modo poco chiaro, lo avrei immediatamente denunciato alla magistratura. Così si agisce, così agisce il politico serio che non ha nulla da nascondere. Ci vediamo giovedì prossimo.